Venga qui, lei ha fatto il vaccino? All'epoca? Come all'epoca? È quello influenzale? No, io ho 49 anni, io fare soggetti a rischio. No, tu non sei a rischio. Perché oggi è una giornata fresca. Comunque c'è sempre tanta gente, c'è una bella luce, Sì, sole, dai, una bella giornata. Aspettiamo sempre tanta gente come al solito, I clienti dai. stanno arrivando, ci sono le signore che controllano, vedi? E quindi... Sì, controllano. Ma ti vuole. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Della Pfizer, perché a massa i vaccini, è così. Buongiorno. Lei ha fatto il vaccino? Certo, dia consiglio del dottore che mi ha detto che dovevo fare il richiamo del vaccino Covid e io l'ho fatto. Buongiorno a tutti. Giornata fresca però asciutta mi sembra. Sì, molto asciutta, c'è il sole che è importantissimo, quindi abbiamo tutti i capi per l'inverno, quindi se anche fa freddo venite a trovarci perché ci sono tutti i maglioni scontati e non solo, anche i capispalla, quindi vi aspettiamo come sempre, seguiteci e auguro una buona giornata a tutti quanti. Grazie. Ciao. Cosa dice di questi vaccini? Allora, io sono farmacista e quindi mi vaccino e vaccino i miei familiari. Buongiorno a lei. Buongiorno a te, nonostante le temperature rigide ci siamo anche stamattina, nonostante i 3, 2, 4 sotto zero siamo presenti. Bravissimo. E quindi Bene. vi aspettiamo sempre. Sempre cose bellissime. Sempre cose eccezionali, simpatiche, anche diverse. ma naturali. Adesso cominciamo con originali. i seguiti, con le cose che possiamo approfittare per liberare il mercato e poi essere qua per le nuove arrivi. Lei ha fatto il vaccino? Ah, Ha fatto il vaccino? ma di influenza Anche lei ha no. fatto? E perché non l'hai fatto? Perché non mi hai mai fatto? Perché me lo devo Gli fare? dai retta ai Novax allora? Come? Gli dai retta ai Novax allora? Un pochino, Un pochino. 50%. 50%. Io 100%. Ecco, io se mi sposto Ciao. Ciao. Lunedì mattina abbiamo fatto il nostro consueto giro al mercato settimanale appunto di Chioggia. Tra l'altro il mercato di Chioggia è uno dei mercati più importanti del Veneto ed è una grande occasione diciamo anche di socialità, oltre a tante altre cose molto positive. E abbiamo fatto come al solito qualche domanda su qualche tema, un tema che ci solletica in questi giorni. C'è praticamente purtroppo il flop delle vaccinazioni. Potete sentire un po' di interventi che abbiamo registrato appunto ieri mattina e uno ci sembra particolarmente significativo e c'è una signora che ha una certa età che ammette di non essersi vaccinata un po' per la paura di quello che è venuto a sapere tramite le fonti Novax. Allora, facciamo un discorso un po' generale. Allora, questo governo, tutti i governi si basano sul consenso e sappiamo bene che i Novax sono molto di più orientati, diciamo, su partiti di destra, di centrodestra, piuttosto che su partiti di sinistra, in generale, stiamo parlando un po' in generale. Quindi abbiamo visto che, non vogliamo andare nei particolari, ma tanti esponenti di destra, di centrodestra, sui vaccini hanno sempre, alcuni hanno detto proprio delle fesserie enormi, ma altri proprio hanno preferito non esporsi e quindi lasciare il tono, fate quello che credete in pratica. Quindi praticamente da parte del governo c'è stata una notevole mancanza di comunicazione per quanto riguarda l'importanza della vaccinazione e hanno lasciato alle varie ASL, ai vari ospedali di fare diciamo la loro campagna, ma ovviamente un conto è una campagna di comunicazione di una ASL, di una provincia per esempio, altra cosa se arriva diciamo di default dal governo centrale. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che c'è stata una specie di laissez-faire a tutti questi movimenti che per carità in linea di massima bisogna rispettare le opinioni di tutti, però questi soggetti noti come Novax, non abbiate a male, ma dicono un sacco di cagate, questo il termine proprio non è molto educato, ma è diciamo proprio quello che oggettivamente è quello che si avvicina di più alla realtà, e portano avanti un sacco di deliri, proprio dire deliri, e mandano queste comunicazioni diciamo tramite WhatsApp, tramite Messenger e purtroppo una parte della popolazione è assolutamente convinta di queste fesserie. E quindi cosa succede? Che c'è stata una diminuzione delle vaccinazioni, c'è stato un flop. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che oltre a esserci le vittime, che comunque ci sono purtroppo tutti gli anni, perché non è che l'influenza non comporti delle vittime, ci sono persone che hanno dei problemi di salute e problemi che sia giovani che meno giovani, ma ha portato all'intasamento dei pronti soccorsi dell'ospedale e sui giornali
e c'è praticamente l'appello che veramente si trovano gli ospedali in grande difficoltà perché ci sono tantissime persone con la polmonite e questa situazione di influenza è abbastanza pesante. Abbiamo anche tanti amici che in questo momento la stanno passando, abbiamo amici con la broncopolmonite, abbiamo tutta una serie di situazioni che conosciamo anche direttamente e non solo da quello che leggono, che descrivono sui giornali. Quindi l'invito è, ormai quest'anno è andata come è andata, ma l'invito che facciamo sempre non è, è quello di non seguire queste informazioni che arrivano da persone che non si sa neanche chi sono, ma riferitevi a giornali autorevoli, a articoli dove ci sono giornalisti che firmano gli articoli, ci sono dei direttori responsabili che rispondono e che come fonti prendono riviste scientifiche, pubblicazioni verificate e non stupidaggini dette dall'uomo qualunque che normalmente purtroppo, questa è la realtà, non comprano i giornali, non leggono gli articoli e si limitano a guardare i video oppure qualche titolo, perché purtroppo tutto questo porta conseguenze a tutta la comunità. E per quanto riguarda la pandemia da Covid, speriamo che non torni più, però statisticamente, con tutto quello che c'è nel mondo, col fatto che l'uomo invade sempre di più l'ambiente naturale e gli animali sono sempre più a contatto con l'uomo, è purtroppo normale che ci sia questo salto di specie. Il salto di specie vuol dire che ci sono dei virus che sono in vari animali selvatici che poi però possono passare all'uomo. Quindi avere un minimo di attenzione e quindi avere l'approccio ai vaccini non con queste teorie deliranti, ma su basi scientifiche sarebbe la cosa opportuna per tutti, per i nostri anziani, per i nostri figli e anche per le prospettive future. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.